Vedete Duilio e Ines, io per darvi dei consigli sulla coppia ho anche bisogno, necessità di sapere cosa fate nella vita privata, come ad esempio passate il tempo libero. Ecco, come passate il tempo libero? Io se posso Sì. lo spendo su una buona causa perché faccio parte di un'associazione di cui che sono membro. Membro è la parola giusta che descrive perfettamente tutti i componenti del No, Ines, non siamo qui per giudicare suo marito non Duilio. siamo qui per giudicare. Anzi, lasciamo spazio a Duilio in questo momento. Di cosa, come si chiama l'associazione? La nostra associazione si chiama Gli Amici del Bar e noi altri siamo un gruppo di amici che andiamo in bar, che è la sede proprio di questa nostra associazione, e lo scopo sociale è quello di fornire, come dire, un legame, un tratto di unione, diciamo così, tra Oriente e Occidente. Praticamente va in bar dai cinesi e i beve, dottore. Questa è l'unione Oriente-Occidente. Certo, vabbè, può essere interessante. Beh, no, non commentiamo in questo modo, Ines, siamo qui proprio... Anche perché sembra svilire un pochettino. Esatto. Anzi, può essere interessante. Chissà quante persone vorrebbero entrare in contatto con voi. C'è un sito, immagino. Sì, noi ne abbiamo il sito, che uno può entrare sul sito, c'è statuto, ci sono tutte che bello. domande esistenziali. Lei cerca su internet eBay, si chiama. eBay? No, dottore, eBay, ascoltami, Ma non è eBay. eBay. No, beh, anche a me, ma Anche eBay. Vende anche tutte i magliette, così. Anche il merchandising. C'è tutto sul sito, chi siamo, c'è proprio la storia Merchandising. dell'associazione, c'è scritto nella storia dell'associazione le grandi domande dell'uomo, ci sono. Chi siamo, da dove veniamo, che cosa beviamo. C'è scritto, trova. Sì. E avete anche il merchandising. Che hai detto a Ine, no? Abbiamo bello. i cappellini, magliette, Bello. abbiamo cos'è che abbiamo? I goti per la prima colazione, giusto. No, saranno le tazze per la prima colazione. eBay, dottore, cos'è? Tazze, giusto, i gotti, certo. qua fa Certo, sì. i biscotti, Mimmo. Vabbè, allora, Duilio... I magliette anche con i bello. te, col cinese. Sì, noi altri, come le dicevo prima, c'è un'unione tra Oriente e Occidente. E ora, siccome per celebrare questo legame che ormai è millenni che ci lega qua a Cina, abbiamo fatto anche proprio le magliette di questa associazione. Come si chiama? È scritto Via della Sette. Carino. Io ho fatto il pollo, no? Sempre in onore del certo. Quello che andava in Cina, no? Sì, esatto. Siamo diventati anche amici molto col barista. Lin. Ecco, vedi? Lin. Noi altri chiamiamo Ombrellin. Ombrellin. C'è uno scambio culturale anche tra di voi? Scambio culturale, dottore. Ci riuniamo intorno a una tavola, siamo 7-8 uomini e c'è Lin che ogni giorno ci fa lezioni di cinese. Che roba! Ma quindi lei parla cinese? No, io non parlo cinese, però Lin ha imparato a biastemare in Veneto. Ecco. Capisci l'importanza di questa associazione non per il territorio? È una roba impressionante. Perché molto da essere critica, una volta che fa un qualcosa di utile per il sociale. Utile per il sociale, andare in bar dai cinesi bere vin. Dimmi se questo è l'utile per il sociale, per chi è utile. Portare rispetto, ricordati che sono dei maestri per quanto riguarda il vino. I cinesi? Sì, non hai mai sentito parlare delle ombre cinesi? Ecco.